Domani una festa importante per i cattolici è quella che si celebra dell'Immacolata Concezione, un dogma risalente appunto l'8 dicembre del 1854, proclamato da Pio IX, che sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal suo primo istante del suo concepimento. Questa festività era già celebrata in Oriente e venne importata nell'Italia meridionale da monaci bizantini residenti in Sicilia e fu subito accolta e divenne molto sentita tra la popolazione religiosa. La festa dell'Immacolata è tanto cara a tutti i credenti perché richiama il fatto che tutti siamo chiamati a condividere questa meta, cioè vincere il peccato. Come Maria è nata lei senza peccato. Nella situazione di migrazione in cui ci troviamo, siamo tutti incamminati verso la patria del cielo. Lassù, finalmente, insieme con Maria, ci troveremo a condividere questa situazione di vittoria su ogni male e su ogni peccato. La storia della Immacolata è lunghissima e complessa, anche se la definizione dogmatica è relativamente recente perché è soltanto del 1854, quindi è il penultimo dogma mariano definito, l'ultimo è stato nel 1950, l'Assunta, Maria assunta in cielo in corpo e anima. Quindi ci sono tante riflessioni patristiche, popolari, anche in Sicilia in modo particolare l'Immacolata è venerata. Io come salesiano, figlio di Don Bosco, non posso dimenticare che tutto per noi è nato da un'Ave Maria detta con il cuore l'8 dicembre del 1841 con Don Bosco. Don Bosco è il primo allievo dell'oratorio Bartolomeo Garelli.